Buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Rissa mortale nel corso della festa per Santa Rosalia a Santa Croce Camerina nel Ragusano. Ucciso a coltellate un giovane tunisino, altri 2 feriti, uno con un colpo di macete. Crisi idrica, nuova protesta davanti al comune di Agrigento, cittadini sempre più esasperati. E la situazione si aggrava anche nell'Ennese, disposto il razionamento del prelievo di acqua dalla diga Ancipa. La Regione intanto prevede un contributo straordinario per gli agricoltori. Italia sempre più a 2 velocità, al nord la paga media giornaliera è di 101 euro lordi, in Sicilia di 73, 30 euro in meno. Il nuovo studio della CGA di Mestre è impietoso. Riparte la stagione dei treni storici per visitare borghi, parchi archeologici e luoghi d'arte. Fino a dicembre, tappa anche nella Valle dei Templi. Le più belle canzoni di Lucio Dalla, bolognese ma anche un po' siciliano d'adozione, protagoniste dello spettacolo Futura, Donne per Lucio, in scena nel suggestivo Teatro Antico di Taormina. Calcio unplan delle siciliane in Serie C, il Catania domina in casa della Juventus Next Gen. Anastasio, Inglese e Quaini in rete per il 3-1 finale. Vincono anche Trapani e Messina, i Granata si impongono in casa del Crotone e il presidente Antonini conferma Aronica in panchina. I giallorossi ne fanno 4 al Taranto. Bentrovati. Lite a coltellate a Santa Croce Camerina nel Ragusano e di un morto e 2 feriti, il bilancio del sanguinoso scontro tra tunisini nel corso dei festeggiamenti per Santa Rosalia, festeggiamenti subito sospesi. Veronica Barbarino. Un momento di festa finito in tragedia a Santa Croce Camerina. Durante i festeggiamenti di Santa Rosalia è scoppiata ieri sera attorno alle 20 una lite per futili motivi tra tunisini. Si sono affrontati a coltellate in pieno centro cittadino, non distante dalla piazza principale e dal municipio. Morto un 21enne. Il ragazzo è crollato a terra esamine, colpito da alcuni fendenti. Altri 2 connazionali nella colluttazione armata sono stati feriti e trasportati dai carabinieri all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Uno ha riportato un taglio alla mano e una volta curato è stato dimesso in manetta. L'altro ha riportato una brutta ferita dalla testa al collo causata dal colpo di un macete. Suturato dai sanitari e ora sotto osservazione in condizioni stabili. A indagare sulla vicenda i carabinieri della compagnia di Ragusa in collaborazione con i militari del nucleo investigativo. Non è escluso che l'omicidio possa essere ricostruito anche grazie alla capillare rete di telecamere di videosorveglianza presenti nel territorio. L'amministrazione comunale ha deciso ieri di sospendere ogni spettacolo. Abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo che doveva tenersi in occasione dei festeggiamenti, una scelta obbligata anche per consentire agli inquirenti che hanno lavorato fino alle prime ore di questa mattina di poter svolgere il proprio lavoro in maniera ordinata e in sicurezza. Oggi invece la festa religiosa sarà svolta in maniera regolare ad eccezione dei fuochi d'artificio. Crisi idrica, nuova protesta davanti al comune di Agrigento per l'acqua. I cittadini sono sempre più esasperati a insistere sulla gravità della situazione per la carenza idrica. Dopo il Codacons anche Legambiente. Davide Sardo. Ad Agrigento la piazza Pirandello dinanzi al municipio è da settimane cornice di manifestazioni contro la mancanza d'acqua, organizzate da associazioni, movimenti, comitati civici e dal Codacons, il cui dirigente locale Giuseppe Di Rosa da martedì scorso dimora platealmente in piazza accampato con una tenda montata ad oltranza fino a quando non interverranno rimedi concreti alla crisi idrica. Adesso ha aderito e partecipato alla mobilitazione anche Legambiente con i rappresentanti del Circo Rabat di Agrigento. La misura è colma e qui viviamo una situazione in cui in alcuni casi le esigenze della popolazione sono state sottovalutate
e soprattutto si viene da un'onda lunga di una gestione idrica del sistema della distribuzione idrica che è stato gestito molto male, con poca efficienza, e anche nella crisi idrica, la crisi idrica non è stata affrontata con equità. Mio marito si alza alle 4 di notte, prima di andare al lavoro, va a riempire i bidoni, li mette nel condominio, piano piano li andiamo salendo, sia io che mia figlia. Mia figlia ha 2 bimbi piccoli e siamo nell'assoluta disperazione. Nel 2024 ancora dobbiamo venire al Comune di Agrigento a protestare quando al sindaco non interessa nulla, interessa solo la capitale della cultura nel 2025. No, non si può andare avanti così. Ora penso che iniziano le scuole e dobbiamo vedere pure come la situazione scolastica, perché le scuole ogni giorno devono garantire l'erogazione idrica, altrimenti non sappiamo neanche se questi ragazzi possono iniziare ad andare a scuola. Nel frattempo, durante un incontro in prefettura ad Agrigento, alla quale hanno partecipato sindaci, vertici e componenti dell'AICA, dell'ATI e di Siciliacque, è stato ribadito che la soluzione a breve termine sono nuovi pozzi e la potabilizzazione di fonti d'acqua già presenti nel territorio, ma che non sono potabili per l'utilizzo umano, e ciò in attesa dei dissalatori. L'AICA ha informato di avere già adocchiato alcuni nuovi pozzi e che è alla ricerca di altre sorgenti. Sempre più difficile fronteggiare la crisi idrica anche nell'Ennese, disposto il razionamento del prelievo di acqua dalla diga Ancipa. La Regione intanto prevede un contributo straordinario per gli agricoltori. Francesco Triolo. Avanza la crisi idrica in Sicilia, all'orizzonte ci sono nuove riduzioni nella distribuzione dell'acqua che riguardano il Nisseno, l'Ennese ma anche il Palermitano, in particolare l'area di Gangi. Sicilia Acque, secondo le indicazioni della cabina di regia per l'emergenza idrica e dell'autorità di bacino della regione, domani darà seguito all'ulteriore fase programmata di razionamento dei prelievi d'acqua dalla diga Ancipa. Il prelievo si ridurrà di 120 litri al secondo, ma 60 litri saranno recuperati attraverso l'acqua proveniente dai pozzi, per cui la riduzione complessiva sarà di 60 litri. A Messina invece è il momento delle valutazioni. In settimana inizierà l'attività scolastica e si sta verificando come distribuire l'acqua negli istituti. Sarà eliminata l'alternanza di 48 ore tra zona A e zona B in centro città. Intanto la Regione ha disposto un contributo da 40 milioni di euro per sostenere le imprese agricole siciliane colpite dalla siccità. La Giunta regionale ha dato il via libera alla proposta di calamità naturale che consente adesso gli interventi in favore delle aziende che hanno subito danni soprattutto per le colture di cereali, legumi e foraggio. Si tratta di 15 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e altri 10 milioni previsti nella manovra finanziaria approvata dall'ARS. Altri 15 milioni di euro inoltre saranno erogati con un bando del commissario delegato per l'emergenza idrica per l'agricoltura. Proprio ieri a Sferro gli agricoltori della Piana di Catania, disperati attraverso il comitato spontaneo del quale fanno parte 1500 produttori, avevano organizzato un momento di preghiera per chiedere la pioggia, affidandosi a Don Salvatore Patanè, parroco di Santa Maria dell'Alto, e a Don Alessandro Ronsisvalle, che ha celebrato la funzione. L'Italia sempre più a 2 velocità. Al nord la paga media giornaliera è di 101 euro lordi, in Sicilia di 73, 30 euro in meno. Il nuovo studio della CGA di Mestre è impietoso. Luca Ciliberti. La forbice tra nord e sud si allarga drammaticamente. Se un occupato al nord Italia percepisce una retribuzione media giornaliera di 101 euro, al sud la stessa retribuzione si abbassa a 75 euro, in Sicilia addirittura a 73. Impietosi i dati di un'analisi condotta dall'ufficio della CGA di Mestre su dati INPS e Istat. A livello regionale la retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti della Lombardia è pari a 28.354 euro. In Sicilia, su scala provinciale, la soglia va da un minimo di 14.365 euro l'anno della provincia di Trapani, quartultima in Italia, sino a un massimo di 17.598 euro l'anno della provincia di Siracusa. Le disuguaglianze salariali tra le ripartizioni geografiche sono rimaste e in molti casi sono addirittura aumentate, perché nel settore privato le multinazionali, le utilities, le imprese medio-grandi, le società finanziarie, assicurative e bancarie, che tendenzialmente riconoscono ai propri dipendenti stipendi molto più
più elevati della media, sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del nord. Infine, non va nemmeno dimenticato che il lavoro irregolare, molto diffuso nel Mezzogiorno, da sempre provoca un abbassamento dei salari contrattualizzati. Dopo il gran caldo delle ultime settimane, da domani gli esperti prevedono l'arrivo di una perturbazione che porterà pioggia e calo delle temperature su gran parte della Sicilia. Oltre che per il maltempo, saranno giornate di passione per gli ultimi rientri, anche per i trasporti. Da questa notte è in corso uno sciopero nazionale del personale delle Ferrovie dello Stato, che si concluderà domani alle 2 di notte. In Sicilia 9 i treni soppressi sulla rete ferroviaria, oltre ad alcune limitazioni di percorso in provincia di Catania. Domani scatterà inoltre lo sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che interesserà, oltre a bus urbani e extraurbani, anche la metropolitana di Catania, il cui servizio sarà soppresso domani dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sangue sulle strade siciliane. Nella notte ad Aragona, nell'Agrigentino, ha perso la vita una 26enne nello scontro frontale fra l'auto sulla quale viaggiava con la famiglia e una vettura con a bordo una coppia. 5 le persone ferite. A Palermo un 78enne è stato travolto da un motociclista in via Messina Marine. L'investitore è fuggito senza prestare soccorso. L'anziano ferito è stato portato all'ospedale Buccheri La Ferla. Domenica tragica anche nella spiaggia di Marina di Priolo. Un uomo si è tuffato in acqua senza più riemergere. Nonostante l'arrivo di 2 motovedette della Guardia Costiera, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È stato ritrovato senza vita a 300 metri di distanza. Nella stessa spiaggia, poco più di un mese fa, era morto annegato un 70enne. Sono 74 i migranti arrivati a Lampedusa dopo che il pattugliatore Paolini, della Guardia di Finanza, ha soccorso 2 barchini con 60 fra bengalesi, egiziani, siriani e 14 tunisini. I 2 gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono poco meno di 300 rifugiati. Paradossi catanesi. In piazza Sciascia l'area cardioprotetta scambiata per cestino dei rifiuti. Il defibrillatore non c'è mai stato e così qualcuno ha cambiato destinazione d'uso all'attrezzo. Torino De Vana. È anche facile da usare, ci sono le istruzioni lì, quindi... Però non l'ho mai visti in loco. La premessa è d'obbligo. Nella nuova piazza Sciascia il defibrillatore non c'è mai stato, quindi non è stato rubato. Magra consolazione perché a Catania l'area cardioprotetta incastonata tra giochi ed altalene è stata trasformata in cestino per rifiuti, almeno per quelli che non li disseminano per strada. Bottiglie di plastica, cartacee e resti di cibo sono così accatastati nello sportellino che avrebbe dovuto conservare l'apparecchio salvavita. Indignazione e stupore, i sentimenti prevalenti. A Catania molta inciviltà esiste, mi dispiace dirlo. È l'ennesimo atto di inciviltà qui a Lungomare allora. Sempre peggio e purtroppo la nostra bella città a volte viene veramente messa in condizioni assurde. Io sono sconvolta da questa città dove essere delle persone per bene ed educate diventa sempre più difficile, forse su queste cose ci dovremmo realmente riflettere. E poi ci sono gli immancabili incivili capaci di sporcare e gettare rifiuti sulla caratteristica panchina, per terra ed oltre la ringhiera metallica, dove la sporcizia offusca persino la bellezza dello Ionio. Turismo, riparte la stagione dei treni storici per visitare borghi, parchi archeologici, luoghi d'arte, fino a dicembre, per superare anche la destagionalizzazione del turismo. Tappa pure nella Valle dei Templi. Marco Cullà. Per il 6° anno tornano in Sicilia i treni storici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Il 2024 sarà caratterizzato da un ricco programma che fino al prossimo dicembre permetterà di raggiungere in treno d'epoca le località più belle dell'isola e al contempo di destagionalizzare i flussi turistici.
Questo governo punta molto sulla destagionalizzazione, noi dobbiamo fare in modo che il turismo non si riduca notevolmente, così come non avviene invece per le altre regioni nei periodi invernali. Dal 2018 sono oltre 20.000 i turisti che hanno utilizzato i treni storici per visitare borghi, parchi archeologici e luoghi d'arte in Sicilia, 7.004 solo nel 2023. Il programma dei treni storici 2024 in Sicilia prevede 33 appuntamenti e partirà sabato 14 settembre per concludersi domenica 8 dicembre. Noi l'anno scorso abbiamo pensato di posticipare il viaggio del primo treno dal periodo in cui si era pensato, invece lo abbiamo spostato a settembre e lo abbiamo concluso a dicembre, ed è là che abbiamo avuto i primi dati positivi, e cioè che le presenze in quel periodo rispetto al 22 erano aumentate nel complesso del 12%, guardando invece alla componente straniera addirittura del 21%. Tra le destinazioni previste spicca Agrigento con il parco archeologico della Valle dei Templi e soprattutto con il titolo di capitale italiana della cultura 2025. Cinema, Venezia ha chiuso i battenti, oltre che con i grandi premi, anche con il Leoncino d'Oro, assegnato al film francese Giocare con il fuoco di Delphine e Muriel Boulin. In giuria, tra i 15 studenti, anche una ventenne di Vittoria, Valentina Sciortino. Eccola con Giusy Lazzara. Sono 15 tutti giovani studenti italiani appassionati di cinema che hanno coronato un sogno: partecipare all'81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. C'è pure Valentina Sciortino, 20 anni di Vittoria, fra i giurati che hanno assegnato il Leoncino d'Oro, un premio collaterale nei giorni della rassegna. Il film che abbiamo votato e che ha vinto è Avec les fleurs, che è un film francese che è adatto a nostro parere per tutte le generazioni, perché parla a larga linea dell'impotenza a volte dei genitori quando i figli decidono di prendere decisioni errate. Avvicinare i giovani al cinema, la mission fra gli altri dell'Agi Scuola, dell'Accademia del Cinema Italiano, sostenuto dagli uffici regionali scolastici. Veniamo da regioni diverse e parliamo dialetti diversi, abbiamo un po' di tradizioni diverse, però ci siamo trovati tutti, siamo diventati tutti amici, abbiamo condiviso tanto. Valentina aveva scritto una recensione su un film visto a Vittoria e non si aspettava certo di poter girare per Venezia a caccia di star del cinema italiano e internazionale. In questa esperienza sono compresi degli incontri, quindi noi abbiamo incontrato registi e attori italiani che hanno un po' soddisfatto questo piacere di avere a che fare con persone famose. Progetti e futuro. Voglio frequentare l'università, voglio diventare una psicologa. Aspettando l'anno prossimo si pensa già a coinvolgere sempre più giovani al cinema. Complimenti e in bocca al lupo a Valentina Sciortino. Adesso passiamo alla musica. Al Teatro Antico di Taormina i capolavori di Lucio Dalla rivivono con la straordinaria voce di Lidia Schillaci e la Women Orchestra. Luca Ciliberti. Chissà come avrebbe raccontato il presente, chissà cosa avrebbe visto oggi l'artista visionario, perché Lucio Dalla era geniale, il jazz, il beat, il pop, le sonorità ricercate, ma soprattutto la semplicità dei suoi racconti, profondo e leggero allo stesso modo, eppure mai banale. Hanno come sono tante, hanno permaloso. Le canzoni del cantautore bolognese, anche un po' siciliano d'adozione, sono state protagoniste dello spettacolo Futura Donne per Lucio, andato in scena nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, un viaggio musicale tra i brani diventati capolavori della musica italiana. Al centro della scena la straordinaria Lidia Schillaci, cantautrice e interprete, accompagnata dalla Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, un'orchestra sinfonica interamente al femminile. È stato magia, è stato incredibile poter assaporare queste parole, queste canzoni cantate qui, hanno assunto un senso diverso, ancora più bello, più magico, perché questo contesto rende tutto più magico. Il risultato è stato un recital delle sonorità innovative dove tradizione e sperimentazione si sono incontrate in un mix perfetto nel segno dell'indimenticabile Lucio.
davvero straordinario. Adesso facciamo la nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria del Catania in casa della Juventus Next Gen e i successi anche di Messina e Trapani. State con noi. Eccoci al calcio, il Catania vince 3-1 in casa della Juve Next Gen. Anastasio, Inglese e Quaino, gli autori dei gol, di una gara dominata dalla squadra di Toscano. Marco Carli. Tenuta mentale, difensiva, la qualità giusta e anche segnali per il futuro. Il Catania vince in casa della Juve Next Gen e in attesa degli attuali indisponibili conferma di poter recitare da protagonista. La partita racconta di una squadra in completo controllo fin dall'inizio. A Lunetta viene ingiustamente annullato un gol. Poi però ci pensa Anastasio, su punizione, a regalare la prima esultanza ai tanti tifosi presenti in gran numero anche a Biella per l'occasione feudo rosso-azzurro. Toscano gongola ma resta concreto e ribadisce il suo dogma. Che credo che la resistenza mentale, essere sempre sul pezzo, lavorare sotto pressione ti aiuta poi a gestire i momenti di partita, tra partita e partita, e alla lunga è quello che ti fa arrivare fino alla fine. Aspetto mentale e qualità di molti interpreti. Inglese entra a inizio ripresa e mette a segno il raddoppio. L'anno scorso ho fatto 8 mesi a casa fuori rosa e 3 mesi a Lecco in cui non ho mai giocato, quindi per me già arrivare in queste condizioni già è qualcosa di importante. Qualità e anche segnali. Quando la partita fin lì dominata potrebbe farsi più complicata per via dell'espulsione di Gherardi, trascorre un minuto e si fa buttare fuori anche il bianconero Papadopoulos. E quando Afenaghian pesca l'1-2 con un gran tiro dalla distanza, Quaini ribadisce la sua importanza poco dopo con un gol che mette in ghiaccio i 3 punti. Sono contento soprattutto perché è arrivato in un momento dove la partita si era riaperta e dopo 5 minuti siamo stati bravi a chiuderla. Sono contento perché sono arrivati 3 punti e è la cosa più importante. Primo successo stagionale per il Messina che ieri sera al Francoscoglio ha superato 4-1 il Taranto. Giallorossi con 4 punti in classifica. Sergio Colosi. Il Messina che non t'aspetti, rimonta servita e 4 gol al Taranto, vittoria convincente e 4 punti in classifica dopo 3 giornate. La sera al Francoscoglio era cominciata nel modo peggiore. Dopo 6 minuti Guarrascino gode di libertà a sinistra e Ardizzone ancora di più in area per il vantaggio pugliese. Il minuto 19 fa da spartiacque. Dopo oltre 3 anni d'attesa in casa, l'ultimo nel maggio 2021, al Messina viene assegnato un calcio di rigore, anche se l'episodio del presunto contatto tra Luciani e Del Favero lascia infiniti dubbi e giustifica le proteste degli ospiti. Luciani trasforma e pareggia i conti, nonostante un Taranto più quadrato, pronto però a sciogliersi nella ripresa. Al Messina bastano 24 secondi per il sorpasso, Lia sfonda sulla fascia e Garofalo segna con un destro al volo. I 7 under giallorossi si caricano a 1000, con una condizione fisica figlia del lavoro in ritiro di Modica, mentre dall'altra parte i pugliesi pagano dazio per un ritardo di preparazione dovuto agli acquisti di fine mercato. Pedicillo sfiora quel 3-1 che al quinto segna Natriello, al terzo centro in altrettante giornate. Il Taranto non c'è più, cambi in serie e poco altro. Al quinto minuto di recupero il destro di Frisenna muore all'incrocio dei pali e vale il 4-1 finale. Il Trapani vince 2-1 a Crotone e Antonini affida la panchina ad Aronica fino a fine stagione. Franco Cammarasana. Il Trapani centra allo Scida di Crotone il primo successo in campionato ed a fine gara il presidente Antonini promuove Totò Aronica. Il tecnico della Primavera Granata, che in settimana aveva sostituito Alfio Torrisi, esonerato dopo la sconfitta al provinciale ad opera del Picerno, stamani firmerà un contratto da allenatore della prima squadra fino a fine stagione. La decisione di Antonini ieri sera, pochi minuti dopo il successo per 2-1 sul Crotone, al termine di una partita complicata, col Trapani andato sotto nel punteggio già al 15° ad opera di Kostadinov su azione di contropiede. Granata comunque che non si deprimono, reagiscono bene al 33° acciuffano il pareggio con Zuppel sugli sviluppi di un calcio piazzato.
Trapani, che prende coraggio, scende in campo nella ripresa più determinato e al 63esimo con Canutè mette a segno il gol vittoria. Stringe poi i denti e ritrova punti e probabilmente quella serenità su cui costruire la propria identità di squadra. Bene, noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buona domenica ancora.